Buonasera dal TG3. Precipita questa sera la situazione in Iraq, un'autobomba esplosa a Hilla, a sud di Baghdad. Si parla di più di 15 morti, decine di ferite. C'è un nuovo video di Al-Qaeda trasmesso da Al Jazeera in cui si annuncia la decapitazione di 3 ostaggi turchi mostrati nelle immagini. Ci colleghiamo subito con Giovanna Botteri a Baghdad per le ultime notizie. A te, Giovanna. Il video è stato trasmesso dalla televisione araba satellitare Al Jazeera senza audio. Si vedono 3 turchi accovacciati per terra, mostrano i passaporti, sono passaporti turchi, e poi ecco, vedete, questo è il comunicato che è stato letto da Al Jazeera, il comunicato in cui il rapimento dei 3 turchi viene rivendicato da un gruppo per l'unità e la jihad che fa capo ad al-Zarqawi, e quindi un gruppo di terroristi legati ad Al-Qaeda. I 3 turchi, li vedete, sono controllati da 2 uomini armati, dicono i loro nomi ma non si sente la loro voce, e il commentatore e il giornalista di Al Jazeera che spiega e poi legge il comunicato: 72 ore di tempo alla Turchia per ritirare dall'Iraq tutte le sue aziende che in questo momento lavorano nella ricostruzione del paese. È lo stesso gruppo che ha rapito e sgozzato il ragazzo coreano, e lo stesso americano, lo stesso Berg. Una giornata terribile, a pochi giorni ormai dal cambio dei poteri, una giornata che ha visto un'autobomba questa notte scoppiare a Hilla, vicino a Babilonia, 100 chilometri da qui. Ci sono 17 morti e 40 feriti, tutti dei civili, ma è stata una giornata terribile anche Baquba. Vedete, queste sono le immagini di Baquba, ci sono stati 9 morti, è stata assaltata la sede del partito sciita dello Shiri, che è un partito che ha aderito al nuovo governo iracheno, un'autobomba anche contro il partito dello stesso primo ministro, e poi un terribile attentato contro il partito curdo di Barzani. Ci sono decine e decine di feriti, tra questi il ministro della cultura, ed alcuni morti, ma le bombe sono state anche qui a Baghdad, contro convogli americani. Morti questa sera sono 5, situazione difficilissima. E linea allo studio. Grazie. E gli ambasciatori dei paesi NATO riuniti ad Istanbul hanno raggiunto un accordo sull'assistenza all'addestramento delle forze di sicurezza irachene, ma il premier iracheno Allawi, preoccupato per la situazione relativa alla sicurezza, ha detto in un'intervista alla TV che le elezioni del gennaio del 2005 potrebbero slittare. L'Italia divisa in 2, paralisi sulla rete ferroviaria per l'occupazione dei binari della Salerno-Reggio Calabria. La direttrice ferroviaria per il sud, degli abitanti di Monte Corvino che protestano per la riapertura di una discarica a rischio inquinamento. L'occupazione della stazione di Monte Corvino proseguirà per tutta la notte. L'Italia rimane spezzata in 2 con il blocco della piccola stazione in provincia di Salerno e di conseguenza di tutta la linea ferroviaria tirrenica tra centro-nord e il sud Italia. La protesta contro la riapertura della discarica di Parapoti quindi continua, pacificamente, anche se la zona è presidiata dalla polizia. Per le prossime ore sembra escluso l'intervento della forza pubblica. Vorrei chiedere scusa a tutti coloro che hanno avuto disagio per il fatto di questa manifestazione, però loro si dovranno rendere conto che noi stiamo tutelando la salute dei figli, dei nipoti. Secondo i manifestanti, l'unica condizione per rimuovere il blocco è la chiusura definitiva della discarica, e minacciano di occupare da domani anche l'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Il commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Campania, Corrado Catenacci, afferma che non è possibile chiudere Parapoti. Si rischierebbe una nuova emergenza per lo smaltimento rifiuti in tutta la Campania. E continuano anche le difficoltà per i viaggiatori, bloccati in più di 24 ore di protesta oltre 60 treni e 16.000 passeggeri. Da ieri sera che siamo qua, che passeggiamo e beviamo acqua. Il gabinetto si deve pagare? Tutto si deve pagare. Per alleviare i disagi, mobilitati la protezione civile e 8.000 dipendenti delle ferrovie. Nelle stazioni sono stati distribuiti panini e acqua. Dal pomeriggio messo in atto un piano per fronteggiare l'emergenza con autobus e navi veloci. L'invito di Trenitalia è di non mettersi in viaggio.
12 milioni di italiani sono chiamati al voto per il ballottaggio delle elezioni amministrative. I seggi oggi si sono chiusi alle 22, domani ricordiamo saranno aperti dalle 7 di mattina alle 22. Scarsa a Milano al momento i primi dati sull'affluenza, si è presentato al voto circa il 16% rispetto al 22% di 2 domeniche fa. Ma vediamo chi è che va a votare. Sono 22 le province al ballottaggio, 3 in Piemonte, Biella, Novara e Verbano, 7 in Lombardia, oltre Milano, Bergamo, Brescia, Sondrio, Cremona, Lecco e Lodi, in Veneto, Belluno, Padova e Verona, e ancora Pordenone, Piacenza, Macerata, Rieti, Chieti e L'Aquila in Abruzzo, Isernia, Brindisi e Catanzaro. 16 sono guidate dal Polo, 6 dall'Ulivo. Si vota anche per i comuni, 101 quelli interessati, di cui 6 capoluogo, 3 governati dal Polo, Bergamo, Arezzo e Foggia, 3 dall'Ulivo, Firenze, Biella e Vercelli. Ovunque è scontro fra i poli, ma non mancano le situazioni anomale. In provincia di Bergamo e al comune di Vercelli i candidati del Polo hanno rifiutato l'apparentamento con la Lega. A Piacenza invece il presidente della provincia uscente, Dario Squeri della Margherita, ha annunciato l'appoggio al candidato della Casa delle Libertà. A Firenze Domenici, che ha sfiorato la vittoria al primo turno, corre al ballottaggio contro lo sfidante del Polo Valentino, ma senza il sostegno di Rifondazione e della lista promossa dallo storico Paul Ginsborg. Torniamo ancora in Medio Oriente, dove oggi sono stati sanguinosi scontri a Nablus. Almeno 6 palestinesi sono stati uccisi dai soldati israeliani, tra i morti anche il capo delle brigate dei martiri di Al-Aqsa, che promettono di vendicarlo nel modo più clamoroso. Neutralizzare i capi delle brigate dei martiri di Al-Aqsa e quelli di Tanzim, la formazione paramilitare legata ad Al-Fatah. Con questo obiettivo dichiarato, l'esercito israeliano sta compiendo dall'alba di giovedì rastrellamenti sistematici a Nablus, in Cisgiordania. Secondo i servizi segreti di Israele, qui vivono e si preparano terroristi in prima fila nella progettazione di attentati e stragi. L'operazione militare, una delle più approfondite e capillari mai realizzate, nelle intenzioni di Israele avrebbe dovuto svolgersi in gran parte in segreto, tanto che l'intera zona è stata totalmente isolata. Ma fonti locali questa sera sono riuscite a far filtrare alcune notizie. Parlano di scontri furiosi tra manifestanti palestinesi e soldati israeliani e di almeno 6 o forse 7 militanti dell'Intifada uccisi, tra i quali il comandante locale delle brigate dei martiri di Al-Aqsa. Dopo che i militanti sono stati uccisi, duri combattimenti sono divampati nel centro di Nablus. La popolazione è chiusa nelle case mentre attorno infuriano le sparatorie. Questa mattina dai minareti delle moschee i muezzin avevano incitato gli abitanti di Nablus a contrastare con ogni mezzo i rastrellamenti dei militari israeliani. Intanto da Ramallah il presidente palestinese Arafat lancia a Israele una proposta di tregua in occasione delle Olimpiadi. Per il bene dei nostri e dei vostri figli vi offro una mano di pace, ha detto Arafat, ricevendo gli atleti palestinesi in partenza per i Giochi di Atene. Campionati europei di calcio, è ancora 0-0, quindi ci vorranno lista. Io vi ringrazio per l'attenzione, l'appuntamento è alle 24:15 circa per la nostra ultima edizione. A più tardi.